Si conoscono, si rispettano, ma oggi vogliono. Si conoscono, si rispettano, ma oggi vogliono solo i 3 punti da questa gara. Lo abbiamo chiamato il derby di Halloween per la Serie A della Lega Calcio 8. È semplicemente Pisana contro Cotton Club. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Questa è la 6ª giornata. Saluti di rito a centrocampo, squadra a cui manca qualcosa per essere perfettamente presentabile a questo appuntamento. Ci sono assenze da ambo le parti, ma andiamo ad osservare la lista dei convocati con i quali il presidente ed allenatore, oggi Maurizio Giuseppucci, e Davide Di Pasquale dall'altra parte, presidente ed allenatore, vanno a presentarsi all'appuntamento partendo da coloro i quali sono ospiti pur giocando molto spesso in casa in questo campo, i campioni d'Italia del Cotton Club, schierati alla sinistra dei vostri monitor con in porta Santarelli, il 23 Artistico, 11 Bertoldi, 22 Cenicola, 9 Forcina, 7 Marco Giordano, 10 suo fratello Rocco, Fabrizio Nolano, come al solito il 24, Alan Sabatini chiamato a sostituire Cristian Conti in difesa, ha il numero 6, il 21, è capitano Alessandro Zamperini insieme a Conti. Manca anche Tinazzi, altro perno della catena difensiva dei campioni d'Italia, che vedranno opposti ai loro colori i ragazzi in maglia rossa della Pisana Calcio 8 con in porta Giuseppe De Bernardo, poi il 18 Lalli, 9 Ammassari, con il 5 Tiziano Carnevali, Manuel Cervini è il numero 4, il numero 7 Andrea Cesaro, Ferretti gioca col 12 senza numero, il secondo portiere in panchina Marco Filonardi, con l'11 Matteo Laurato, col 15 Stefano Martinelli, 10 Roberto Piccolo, 16 Andrea Ricci, 13 Simone Scerrati. Il classico saluto in nome di Andrea Di Lorenzo della Pisana Calcio 8. Allora sì, è tutto pronto per il derby del Ciriaci. È il primo dei 2 derby per la Pisana Calcio 8 che affronterà il Real Granella, stante nei bassi fondi della classifica, nella prossima giornata. Qui, sempre su questo terreno di Via Aurelia Antica, il Cotton Club se la vedrà invece nella prossima gara contro la Roma Calcio 8. Il calcio d'inizio lo dà la Pisana Calcio 8, mai si erano trovati i ragazzi del presidente Davide Di Pasquale di fronte al Cotton Club, davanti in classifica con 3 punti di vantaggio alla vigilia di uno scontro che lo scorso anno confessò la superiorità dei campioni d'Italia sia all'andata che al ritorno, vincitori di gare tese e molto belle per 3-1. Qui Cesaro prova l'imbucata immediata, Zamperini chiama calma e recupera andando da Giordano. Spazio per pensare, cambia fascia, lo fa male, intercettato il primo tentativo, quindi Nolano, chiamato a dare ordine oggi in una metà campo dove sarà l'unico interditore di una squadra con tanti fantasisti intorno a Forcina. C'è anche Bertoldi in panchina, oltre ai fratelli Giordano che agiranno da esterni. Qui Forcina manca l'appoggio per la sovrapposizione di Sabatini, giocatore prettamente difensivo, ogni tanto si potrebbe sganciare, ma deve stare molto attento il Cotton al gioco che la Pisana Calcio 8 ha fatto vedere, soprattutto qui in casa, sulle fasce. Pisana che nell'ultima gara ha trovato anche la prima porta inviolata del suo campionato, come a confermare le qualità del guanto d'oro alla destra dei vostri monitor Giuseppe De Bernardo, vincitore del premio come miglior portiere della Lega, succeduto a quello che difende gli altri pali, quelli del Cotton, che è Simone Santarelli. Altra sfida nella sfida all'interno di una gara dove tanti campioni della Lega si metteranno in luce. Eccone uno, Rocco Giordano, se ne va, triplo dribbling e palla subito di lato, Forcina a centimetri dall'1-0. La prima occasione è del Cotton Club dalle fasce e punto di forza della Pisana Calcio 8. È giunto il primo pericolo per i campioni d'Italia oggi in trasferta e qui al Ciriaci, ma trasferta si fa per dire perché tutte e 2 le squadre abitano questo terreno di gioco sin dalla loro militanza nella Serie A2, dalla quale sono salite in maniera portentosa. Il Cotton con 2 regular season e 2 scudetti sul petto consecutivi, la Pisana subito con un grande esordio la scorsa stagione sino alla semifinale di Coppa Italia e al mancato approdo ai playoff per un'inerzia nel finale di stagione. Sabatini ha giocato a destra per Marco Giordano, ancora Alan Sabatini in verticale, facilmente letto però il servizio, poi Cesaro va giù e calcio di punizione per fallo di Sabatini. Bravo Ferretti a porsi sulla linea di passaggio, un filtrante lungo quello tentato da Alan Sabatini, che dopo il primo errore ne ha commesso un secondo mettendo a terra Cesaro.
è lo stesso Andrea Cesaro, capocannoniere della Serie A2 qui al Cirieci 2 anni fa, a porsi sul punto di battuta. Santarelli è molto preoccupato dalle sue qualità balistiche e quanto da quelli di Roberto Piccolo. Ferretti è mancino, ma probabilmente toccherà per Piccolo. Parte invece Cesaro, secco in porta, accanto alla barriera. Andrea Cesaro, l'1-0 della Pisana Calcio 8, arriva da fermo, segna il 7. Ma raga, mi fate il favore, quando lanciamo la palla, Alan, alziamola, mandiamola sul petto. Dopo la prima occasione sciupata dal Cotton Club, il filtrante di Giordano per Forcina a pochissimo dal palo lungo di De Bernardo non ha perdonato Cesaro su un calcio di punizione da egli stesso conquistato, è andato a scagliare con gran potenza in porta, barriera forse non perfettamente piazzata, quella messa da Simone Santarelli. Forcina fuori da Nolano, calcia immediatamente, colpisce forse un compagno, no, era Piccolo in opposizione. Ferretti, scusate, il numero 11 è Laurato, non può impedire che il pallone varchi la linea. Fallo laterale Cotton che si riversa subito in avanti. Marco Giordano, elegante, va da Nolano, cambia fronte dall'altra parte, c'è Nicola. Torna da Fabrizio Nolano, fa da volante naturalmente anche oggi il 24 che giocherà probabilmente tutti e 50 minuti, essendo l'unico mezzo interditore di ruolo della rosa di Giuseppe Pucci oggi, che non può contare nemmeno sull'aiuto in geometria e tattica dalla panchina di Alessio Piccheri. Qui Piccolo rischia l'impossibile, poi la Pisana prova a uscire, palla al piede, lo fa bene fino al brutto controllo di Laurato. Allora Nolano ha alzato il baricentro immediatamente il Cotton Club andando da Alan Sabatini, il cross pilotato sul petto di Forcina che va giù, De Bernardo para, palla in angolo, proteste del Cotton. Trattenuto Forcina, è arrivato il tiro da dietro, la parata straordinaria di Giuseppe De Bernardo che è andato a terra in una frazione di secondo. Calcio d'angolo Cotton, battuto rasoterra contro l'esterno della rete da Rocco Giordano, che ha provato a sorprendere il portierone della Pisana, che ha fatto già un intervento salva risultato. Sarebbe stato il pari di un Cotton che già alla seconda occasione sciupata, Pisana cinica nell'unica invece creata in questi primi 5 minuti e 30 di gioco. Matteo Laurato converge la sua solita azione, poi allarga alla grande, dall'altra parte c'è il controllo fuori, Cesaro alto sulla traversa, il tiro del 7. Forcina va giù e trattenuto, calcio di punizione. Trattenuto come probabilmente la scorsa occasione in area di rigore. Sappiamo Mirko Forcina essere un giocatore che sa aiutarsi molto bene col mestiere in area, ma di fronte alla porta di De Bernardo non comprendiamo davvero il motivo per il quale si sarebbe dovuto gettare in terra. È arrivato poi un tiro, la parata irreale di De Bernardo. Giordano è ambidestro e attende lì, ma la punizione sarà battuta da Nolano. 3 in barriera ne ha messi De Bernardo. Vuole piazzarla con maggior cura, arbitro che rettifica anche la distanza. Su punizione era arrivato il vantaggio della Pisana. Qui Nolano, rasoterra, De Bernardo, Sabatini, la palla rimane lì, Forcina si gira in area e trasforma il pari del Cotton Club alla terza occasione creata. Alla fine Forcina fa 1-1, era arrivato su punizione il vantaggio della Pisana. Sugli sviluppi di una punizione arriva il pari del Cotton. Un derby da subito bellissimo, l'avevamo detto, sarebbero stati i colpi dei tanti campioni in campo a determinarlo, la classe dei portieri qui di Bernardo col piede di richiamo, ma poi non ha potuto nulla. Forcina bravo, anche se era davvero a 2 metri dalla porta, a ritagliarsi di fisico poi lo spazio per scaricare a tutta potenza dove De Bernardo davvero non poteva intervenire. Cesaro ha alle sue spalle Zamperini, offre qui a sinistra sul Laurato, anticipato allora Piccolo. Siamo già da quest'altra parte, la risposta della Pisana, Sabatini va da Zamperini, Marco Giordano riesce a far passare da Forcina che deve tenere il pallone, lo rigioca filtrante, una grande idea, chiusura buona del numero 16 Lalli, che poi raccoglie l'invito di De Bernardo e ricomincia ancora dal suo portiere. Sbaglia De Bernardo, rischia l'impossibile, Giordano non la controlla ma è contropiede lanciato ora dalla Pisana. Piccolo dentro, Cesaro s'aiuta ma contro il fisico del capitano del Cotton può davvero poco Zamperini, che poi rischia col tacco. C'è Nicola, deve mettere fuori. Partita naturalmente iniziata a 100 all'ora, era Ricci e non Lalli in precedenza.
Piccolo, filtrante, la chiama Santarelli e la fa sua, un'altra grande idea del 10. Cotton che si deve ripiazzare, c'è solo Forcina nella metà campo offensiva della Pisana. Santarelli allora sapientemente guadagna qualche secondo, gioca sul centravanti. Ferretti, controllo di sinistro, poi si va un po' a chiudere Ferretti, si gira sul piede preferito, la controlla ancora andando in verticale. Cesaro è pressato da Sabatini, rigioca bene sul Laurato, si invola Laurato, Nolano lo trattiene ma non riesce a fermarne l'incedere, allora si prosegue a destra, sovrapposizione di Ricci che è premiata, ora il cross dal lato corto attraversa tutta l'area, Sabatini, il rinvio che fa rimpallare anche il pallone sul braccio, totale involontarietà però, lancio su Forcina, sarà un lavoro molto stancante, quello a cui sarà sottoposto oggi Mirko Forcina che deve cantare e portare la croce davanti per il Cotton. Piccolo. Piccolo attende nel cerchio di centrocampo, era fermo Forcina, si va da Laurato, nello stretto uno dei più forti giocatori della Lega, va a destra, ancora bene da Ricci che carica il tiro contro Cenicola, Pisana che ci prova naturalmente anche dalla distanza, Laurato, ancora Ricci energico, Cenicola ruba palla e la porta dall'altra parte, dove attende Marco Giordano, controlla col destro, Giordano in diagonale, non lontanissimo dal palo alla sinistra di De Bernardo. Vieni qua, prendi campo, va, piano piano. Pallone già rimesso, sale Ricci, offre a Piccolo, metronomo basso della Pisana che allarga i difensori, Laurato si scambia qui sotto la nostra postazione con Ferretti e poi dà ancora a Piccolo, pallone pilotato, troppo lungo, rimessa dal fondo per Santarelli. Ci stiamo avvicinando alla metà della prima frazione, è 1-1 tra Pisana Calcio 8 e Cotton Club. Nel computo delle occasioni qualcosa di più i campioni d'Italia, ma come modo di stare in campo la Pisana non sta assolutamente deludendo le aspettative. Qui Forcina mette a terra il numero 8 della Pisana e va a chiedergli prontamente scusa. 10:30 sul cronometro del primo tempo, 1-1, palla quasi persa dalla Pisana che si tramuta in un buon cambio di gioco di Piccolo da Laurato, qui sulla sinistra, il doppio passo di Laurato che se ne va, entra in aria, Santarelli va giù e la blocca, grande iniziativa personale di Laurato. Le squadre sono lunghe, sin da questo avvio, Giordano per suo fratello, da Rocco a Marco, Marco manca il controllo, Rocco era stato bravissimo nell'imbeccarlo con precisione dall'altro lato, Piccolo, gode sempre di un po' di libertà Piccolo, lo fanno pensare, allora lui va con l'esterno, Ricci controlla male, sarà fallo laterale per il Cotton. Rocco, dacci la mano in fase difensiva! Non è scritto in lista il numero 8 della Pisana, crediamo sia Cervini da quella parte. Laurato, si incunea Laurato, gli lascia lo spazio! Vicinissimo al 2-1. Nessuno contrasta, oh! Non lo contrastano, non vanno a chiudere su Laurato, pregevole calciatore anche dalla distanza, oltre che nello stretto, capace di svariare da un lato all'altro e di riuscire a farlo per 50 minuti, in possesso di una forma straordinaria già ad inizio stagione, lo fa vedere anche nel mondo del calcio a 11 e corre ancora sull'assist di Cesaro, deve salvarsi ancora Santarelli. Lo stesso Laurato ad andare ad occuparsi della battuta del corner, nessuno della Pisana in area di rigore, infatti il pallone viene giocato fuori da Ferretti, Sabatini ha capito tutto, potrebbe rilanciare Forcina che in 1 contro 1 sfida l'avversario che lo attende lì nei pressi, la tocca alla grande, Pisana che si ripropone cambiando fronte sul solito Laurato, di fronte a sé Sabatini, se ne va ancora una volta, Laurato che crossa, la palla attraversa tutta l'area di rigore e finisce in fallo laterale dall'altra parte. Andiamo in sofferenza alla destra, ci tira la mano là. Cenicola sta per battere, si è abbassato Rocco Giordano ma rimane in pressione alta la Pisana. Rocco Giordano, Cenicola rinvia senza fare complimenti, ginocchio di Forcina, pregevole protezione, in mezzo a due si gira Forcina, grande assist a Nolano che sollecita ancora De Bernardo. Rimangono Alessio, pure De Marco al limite. Al limite, Marco al limite, entriamo di partenza,
Corner battuto ad uscire, la può raccogliere da quest'altro lato Marco Giordano. Di fronte a un avversario, fa partire un cross, cade Sabatini, non c'è fallo, allora Nolano. Rocco Giordano, un tiro cross e da dentro la porta ha segnato Capitan Zamperini. Forse la sfera sarebbe entrata lo stesso, ci ha messo il sinistro sull'invenzione di Rocco Giordano. 2-1 Cotton. Dai, bravo Rocco, bravo Zampe, bravo Alan, dai. Beffato qui De Bernardo da questa traiettoria davvero velenosa disegnata dal sinistro di Rocco Giordano, che già prima aveva liberato alla grande Forcina. Qui con un lunghissimo cross ci ha creduto Zamperini, che quasi stava per sbagliare togliendo dalla porta un pallone che invece ha scagliato a tutta potenza dalla linea sotto la traversa. Sabatini di testa, Cotton ordinato per ora dietro, anche se Giordano rischia andando a sfidare Laurato, lo attende in zona, va da Ricci, spazio per spingere per il numero 16, poi puntuale la chiusura di Rocco Giordano, sulla linea di passaggio anche Nolano, allora deve inventare qualcosa ancora Laurato, danza sul pallone, va da Ferretti che calcia forte in area, deviazione di Cenicola, e palla che carambola tra le braccia di Santarelli. C'è sempre solo Forcina da servire, va a saltare, non lo contrastano, allora appoggia col petto a Marco Giordano, da suo fratello Rocco. Nolano, funziona addirittura meglio del solito il possesso di palla a centrocampo del Cotton, nonostante manchino tanti giocatori fondamentali. Oggi è seria però l'applicazione dei dettami dati dalla panchina, sembra essere una squadra che ha ritrovato pazienza, anche se qui sbaglia con Cenicola, intelligente poi con il fallo tattico, giusta l'ammonizione. Ma che ammonizione dai? Alessio! Sì, va bene, Giallo che ci può stare, questo su Cenicola, suo l'errore, su anche il modo di andare a mettere una toppa, è fallo tattico, era stato nettamente saltato dall'uomo di competenza. Piccola giocherà probabilmente corta, qui c'è il numero 8 nel cerchio di centrocampo che è solo e può essere servito, solo Forcina in barriera. Piccolo va dal numero 8, ha di fronte a sé Nolano, va col piatto da Ricci, paziente anche la Pisana, fin troppo, si torna da Giuseppe De Bernardo. Prima una piccola indecisione con i piedi, ma per il resto prestazione eccellente da parte del Guanto d'Oro, che ha salvato ove possibile una Pisana che ha subito 2 reti in un primo tempo che di solito è terreno di caccia e prevalentemente dei ragazzi di Pasquale, che sono soliti iniziare qui le gare al ciriaci con gran mordente. Ancora il numero 8 va da Laurato, Ricci. Un po' sui blocchi la Pisana, Cesaro, Laurato, dalla media distanza Laurato, alza troppo stavolta la traiettoria. Bertoldi va dentro, fuori Rocco Giordano, grande prestazione per adesso, grande intelligenza tattica unita a quei piedi lì, e Rocco Giordano può recitare un ruolo da assoluto protagonista, come è stato forse non del tutto nelle scorse edizioni della Lega Calcio 8, dove si è messo tanto in luce nelle finali, meno in regular season, dove per vari motivi non poteva essere sempre presente. È sempre presente Laurato nell'azione, così come Cesaro. Calcio d'angolo perché Santarelli ci ha messo la manona. Parata che pareggia il conto con quella di De Bernardo. Santarelli che ora grida contro il mondo insieme al capitano, perché Laurato era completamente solo e libero di poter calciare in porta sul corner battuto velocemente dalla Pisana, che produce buon calcio, fa tante occasioni, ma è sotto 2-1 per adesso in questa sesta giornata della Serie A della Lega Calcio 8, quando il minuto che sta per scoccare è il 18esimo. Ferretti scava oltre Cesaro, guardato sempre a vista da Zamperini. Santarelli attende l'arrivo di Cesaro e poi rimetterà con le mani verso Rocco Giordano, stavolta col petto in contrapiccolo. Laurato a sinistra, solita azione di Laurato. Zamperini però comanda per adesso su Cesaro, se ne va poi Zamperini, la dà a Forcina qui sulla destra.
Forcina subito chiuso da Piccolo, è in inserimento Zamperini che ha proseguito fino a far poi da torre offensiva, facendo arrabbiare non poco qui sotto la nostra postazione il presidente del Cotton, Alan Sabatini. Batte il fallo laterale, spizzato il pallone con la testa, capita Bertoldi che calcia sul muro costituito da due avversari. Cenicola, da Santarelli messo in difficoltà perché servito sul sinistro, deve andare in fallo laterale, c'è l'occasione per la Pisana di riportarsi in avanti con tanti uomini, baricentro tenuto alto tutto il tempo per ora percorso dai ragazzi di Pasquale. Bertoldi non fischia l'arbitro, fa arrabbiare un po' la Pisana, ma il possesso è ancora dei rossi che spingono col numero 8. Ah, spazio per andare, Nolano lo attende in zona, a largo da Ricci. Cambio di fronte, attende Ferretti, Marco Giordano salza in pressione, lo costringe al retropassaggio su Piccolo, Pisana che gioca a massimo 2 tocchi, però gli delude la pressione del Cotton, andando da Laurato, si libera ancora bene, altra finta di Laurato, doppio passo su Nolano, il filtrante dentro, non avevano compreso le sue intenzioni i compagni, ma Laurato continua come in tutte le prime 5 giornate a cui abbiamo assistito a dare gran spettacolo. Forcina la stoppa, si gira e tira, De Bernardo a terra. Bravo Mirko, bravissimo Mirko. Lavoro da attaccante vero, uno dei migliori centravanti della Lega sicuramente, Forcina, uno che spesso ama decidere le partite più importanti. Pensiamo alla finale scudetto di 2 anni fa, vinta 1-0 dal Cotton Club contro la Golbet Calcio 8, che ha del tempo Forcina in panchina, forse per avere qualche minuto in cui rifiatare dopo il gran lavoro e la gran corsa. Qui Ferretti, Forcina si applica fino a colpire praticamente la rete di sostegno, probabilmente a breve l'avvicendamento con Mario Artistico che attende lì in panchina, non in perfette condizioni. Sabatini, non può arrivare Forcina, allora De Bernardo dal suo numero 8 che fa partire in prima battuta le azioni della Pisana, qui prova ad involarsi, la tiene da larga da Ricci. Bertoldi, buona la sua chiusura. Si applicano in fase difensiva quelli del Cotton, sanno che dovranno stringere i denti contro una Pisana che tiene molto spesso il pallino del gioco, e qui se ne va col numero 8 da Laurato, ottima la finta, si presenta in area Matteo Laurato, salta un uomo, Santarelli non può nulla, è il pari della Pisana, 2-2. Si arrabbia da morire Santarelli, anche perché era l'ennesima volta che Laurato andava a puntare la difesa del Cotton scoperta senza la mancanza di un filtro a centrocampo, che naturalmente non può essere garantito sempre e comunque dal solito Fabrizio Nolano. Lancio in avanti, tema di chiave molto chiaro questo del Cotton su Forcina, che non può però davvero prenderle tutte. Qui va a spingere sul numero 8, autore dell'assist prima per Laurato, De Bernardo controlla e va da Ferretti. Gioca sul Laurato, qui sotto la nostra postazione, solita mobilità per Laurato, Piccolo, gran compasso dall'altra parte, Ricci al cross, Cesaro stoppa, la lascia lì a Laurato, si sviluppa una buona azione della Pisana, Laurato stavolta incespica sul pallone sul buon intervento da frangiflutti di Fabrizio Nolano, quindi Marco Giordano contro Ferretti, retrocede velocemente, una Pisana che ha imparato dai suoi errori con i quali ha subito le reti, vanno velocemente a rintanarsi quando il Cotton riparte con questi fulminei in contropiede, scusate. Rinvio secco di Ferretti su Forcina, Zamperini per una volta non ha pressione. Cesaro oggi ha la fascia da capitano, duello quindi tra capitani sul centro attacco della Pisana e il centro difesa del Cotton. Nolano corre, non si libera nessuno, allora deve scodellare dentro De Bernardo con un pugno, Giordano ancora con la spalla, Bertoldi da Cenicola, vuole giocare semplice ma sbaglia ancora e Cenicola, quindi Cesaro, serve una chiusura ottima di Zamperini sull'altro capitano. Errore di Cenicola che stava liberando al tiro la Pisana, da quest'altro lato Forcina va da Giordano, palla di ritorno imperfetta
quindi piccolo, rischia tanto piccolo, la lascia lì, quindi Forcina va giù, calcio di punizione. Massimiliano, ma chi è il vostro 8? Non c'è in lista. 8. 18 forse, Lalli? No, Lalli ce l'ho. Ma tu manca cosa? Devo sbagliare a scrivere qualcosa? Un paio di minuti al massimo. Ma perché? Ma dove stanno? È quello che ha fatto pure l'assist al Laurato, io non lo so, sta giocando in Ah, Brasile. Ricci? No, che è? No. Che è Cervini? Cervini. Calcio di punizione per il Cotton Club, se ne occupa Fabrizio Nolano. Sugli sviluppi di un suo tiro, prima il vantaggio del Cotton, ora ancora Nolano secco, il salvataggio di Cesaro, davvero capitano, poi c'è Nicola, svirgola, incredibile Forcina, poi Giordano in rovesciata non può andare verso la porta di De Bernardo, occasione d'oro ancora per Forcina che ha segnato sì, ma ne ha già sprecate un paio, non da lui. De Bernardo forse sta pagando il grande lavoro in movimento Forcina, che vediamo infatti recuperare, sta correndo ininterrottamente per tutto il primo tempo, che sta tra l'altro per terminare. 90 secondi al termine, quando c'è Nicola rischia ed infatti consegna ancora il pallone alla Pisana. Ricci calcia in diagonale, Santarelli devia con la punta dei guantoni. Tante occasioni, tanti tiri anche dalla distanza, partita che si gioca su ritmi molto alti, non poteva essere altrimenti. Pistone sul Laurato, calcio di punizione. Andrea Cencitti qui fuori naturalmente come interessatissimo telespettatore, non telespettatore ma spettatore, che ha la Pisana dietro di 3 punti, il Cotton dietro di 6, la sua Golbet ha centrato 5 vittorie nelle prime 5 gare ed ora, prima di giocarsela contro il Footballetto Roma Nord mercoledì, osserva i suoi avversari sfidarsi nel derby. Cesaro, 2 in barriera. Calcia secco Santarelli a 2 mani, una grandissima parata, forse nemmeno l'ha vista partire, l'azione prosegue con un cross sul secondo palo. E Pisana che fa paura quando attacca, soprattutto con Andrea Cesaro, non è nemmeno al meglio della forma, ma aveva promesso al suo fido amico e compagno Ruggero Ammassari che l'avrebbe ripreso in classifica cannonieri. Cesaro che sta recuperando da un infortunio molto scomodo, ma che oggi sta già dando attenzione. Intanto la palla dentro, Marco Giordano mette a terra De Bernardo, poi la alza sull'assist stupendo di Nolano. Cosa aveva inventato Nolano in un corridoio che non esisteva tra 3 maglie rosse. Marco Giordano, forse anche sorpreso dal fatto che quel pallone gli sia giunto, è andato a calciare alto sulla traversa. Tante occasioni, un 2-2 che ci può stare, è una gran gara questa delle Cirieci, non la stanno giocando forse con tutti gli uomini migliori, ma con lo spirito combattivo, da grande lega quello sì. Allora Nolano all'1-2, la tocca con le mani ma involontario, quando il duplice fischio del direttore di gara mette fine a un primo tempo da applausi per entrambe, 2-2 tra Pisana e Cotton. Partita maschia, bella muscolare questa del Cirieci, 6ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, 2-2 tra Pisana Calcio 8 e Cotton Club, protagonisti che si conoscono anche fuori dal campo e vanno a salutarsi. Vediamo qui sulla panchina della Pisana Forcina che va sicuramente a dare il suo saluto a tanti amici dell'ambiente che conosce. Abbiamo visto fare la stessa cosa a parti inverse, abbiamo visto 2 grandissimi portieri, ma non dovevano dimostrarcelo oggi. Simone Santarelli e Giuseppe De Bernardo hanno salvato il possibile e forse anche l'impossibile, non fosse stato per loro. La bravura degli attaccanti che oggi abbiamo visto esibirsi avrebbe generato un parziale molto più ampio in realizzazioni rispetto al 2-2 che comunque tiene sulla corda tutte e 2 le squadre, punteggio che a uno spettatore particolare qui fuori presente, Andrea Cencetti, presidente della Golbet Calciotto, andrebbe più che bene, perché sarebbe in grado, vincendo contro il Footballetto Roma Nord, impresa naturalmente non semplicissima, dopo domani alla Stella Azzurra appunto, la sua Golbet Calciotto scaverebbe un fossato ancora più ampio rispetto ai 3 punti che la dividono ora dalla Pisana Calciotto e dai 6 di vantaggio a 5 giornate dall'inizio della Lega sul Cotton Club. Golbet che le ha vinte tutte, non è riuscita naturalmente la Pisana nello stesso intento, Cotton che ha zoppicato ma che ha ritrovato un po' di
autostima, morale e di punti soprattutto contro Gen Fitness nell'ultima gara vinta qui in casa per 3-1. Pisana che invece era andata in trasferta a vincere 2-0 contro l'Atletico Fiumicino. Parlando di spettatori accreditati come studiosi dei prossimi avversari, come non citare Alberto Brutti, allenatore del Real Granella, prossimo sfidante della Pisana su questo campo lunedì prossimo, quando invece il Cotton Club giocherà contro la Roma Calcio 8 GSA. Nel frattempo ci siamo persi in chiacchiere, ma è tutto pronto per l'inizio delle ostilità della ripresa. Si riparte dal 2-2 tra Pisana e Cotton Club. È stato uno dei più bei primi tempi visti in questo avvio di Lega. Si sono fronteggiate a viso aperto ma senza scoprirsi praticamente mai le due squadre. Hanno fatto esibire i propri attaccanti, hanno chiamato a grandi interventi i portieri. Ci aspettiamo lo stesso anche dalla ripresa. Con Forcina subito servito al lato corto, deve fare quello che ha fatto per tutto il primo tempo, vale a dire proteggere palla dall'assalto di più uomini. Lo fa ancora alla grande, Rocco Giordano la nasconde, è lui l'ultimo a toccare, rimessa dal fondo. Grande sportività da parte di Cervini, è lui a dire al direttore di gara di averla toccata per ultimo. Decisione invertita e calcio d'angolo per il Cotton, che si arma in area di rigore, va a staccare con Forcina e Zamperini, anticipati dal tocco dello stesso Cervini. Non sappiamo quanto abbia fatto piacere alla panchina di Pasquale Filonardi questa segnalazione, quando Forcina calcia, ma De Bernardo si supera ancora sul suo palo, va a complimentarsi Forcina. A botta sicura, una bomba di Forcina da 4 metri, De Bernardo, incredibile. Poi da corner rasoterra soffre in questo avvio la Pisana, che deve registrare qualche posizione. Rimane in attacco il Cotton con Zamperini, Forcina e Giordano in area. Bertoldi batte morbido dove stacca Ferretti proprio sul capitano del Cotton. Abbiamo enunciato malamente il nome del portiere, ma perché anche Santarelli nel primo tempo ha fatto vedere grandi cose, ma De Bernardo qui davvero a salvare il risultato su Forcina, che usa furbescamente il braccio sinistro. L'arbitro lo vede ed è calcio di punizione Pisana. Cervini, primo impostatore oggi da Lalli. Alessio Lalli, autore di 2 grandi gol per la Pisana nell'ultimo incontro giocato qui in casa. Lalli ancora, Ferretti in verticale, Cesaro, tocco molto intelligente, ma si erano chiusi in tempo i difensori del Cotton, che ripartono da Nolano. Bel lancio a servire Giordano, che calcia al volo, ha provato la soluzione più difficile, incontrando però l'approvazione della sua panchina. Forcina poi si impegna in pressing, ma si scopre così il Cotton. Ricci vede, Ammassari ne è entrato, ma lo serve male. Ammassari, una delle tante frecce che ha Di Pasquale in panchina, può ruotarle, può far riposare i suoi. Uno di quelli che non esce mai è Matteo Laurato, campeggia ora lì a centrocampo attendendo lo sviluppo dell'azione, con Forcina sotto la nostra postazione a lottare in mezzo a 3. È ancora bravissimo ad andare da Nolano, quindi Bertoldi, controllo imperfetto, è lì Ferretti, vigile attentissimo della situazione. Ricci colto in controtempo, Ammassari si impegna, ma è fallo laterale Cotton. Lo batterà Cenicola. Va con le mani lungo da Forcina, che ha dettato il movimento. Non lo tengono davvero, allora Rocco Giordano col sinistro, Forcina dentro e Bertoldi in stirata se lo perde Ferretti. Grandissima azione del Cotton Club dalla fascia, è 2-3. Azione alla mano, Giordano, Forcina, grande idea per Bertoldi, che va a chiudere in stile futsal sul secondo palo, ma va in spaccata a mezzo metro da De Bernardo, che non avrebbe davvero potuto parare anche questa. Piccola dimenticanza difensiva nella partita di Ferretti, fin qui perfetto. Ricci, gara diva che promette scintille, non ne ha fatte vedere dal punto di vista disciplinare in un primo tempo muscolare, ma sempre correttissimo. Correttezza anche evidenziata dal gesto di prima di Cervini, che ha reso un corner agli avversari. Qui Lalli allunga bene, Pirricci che la gioca, Santarelli dopo una deviazione, gran parata anche questa. I migliori in campo sono i portieri, non abbiamo dubbi. Fallo laterale lungo, Cesaro è attorniato da 3 uomini, Zamperini riesce in quello che qualche difensore della Pisana non è
non ha completato come missione, cioè quella di fermare Forcina. Per ora Cesaro ben controllato dal capitano del Cotton, a cui mancano gli scudieri Conti e Tinazzi, ma Sabatini e Cenicola tutto sommato bene oggi. Velo di Ammassari, Cesaro in area, Cenicola contrasta, l'arbitro praticamente riappoggia in 1-2 a Cenicola, togliendo la possibilità a Ricci. Giordano è velocissimo, da quest'altra parte cambia direzione, dribbling ubriacante ma Lalli non ci casca. Allora Cervini da De Bernardo, anche morbido, da Ammassari, il duello tra un numeri 9, Ammassari se ne va bene, tanti grandi giocatori, livello di palleggio sempre altissimo, sia Pisana che Cotton. Quindi Cervini, l'ultimo uomo lo fa Lalli, Cotton tutto nella propria metà campo, ora Ricci, Lalli ancora, appoggia da Cervini, il cambio di lato è chiuso da Bertoldi, quindi deve andare in verticale, Santarelli ci ha messo la mano ma l'ha tolta all'ultimo senza toccarla, era un filtrante che stava per diventare un tiro. Sul velo intelligente da Massari, palla vicina all'angolino, ma era lì nei pressi Santarelli, davvero difficilissimo sorprenderlo così. Bertoldi, intervento netto falloso su di lui da dietro di Ferretti, che non ha ancora preso totalmente le misure a Bertoldi, come invece aveva ben fatto con Marco Giordano, che qui batte Nolano. Giordano al posto di Sabatini adesso fa il difensore, Rocco, Giordano da quest'altro lato, col solito surplus, poi Bertoldi al volo, a pochissimo dal palo e da un super gol. Stava per timbrare in calce la sua gara, dove aveva già messo un autografo importante, quello dell'attuale vantaggio del Cotton. Bertoldi sull'invenzione di un Giordano sornione ma quanto mai efficace. Zamperini si prende la spinta di Ricci, si prende il calcio di punizione. Giordano col suo incedere addormentato e poi da un momento all'altro l'invenzione che non t'aspetti. Davvero a 60 battiti la partita di Giordano, che danza come un giocatore del Brasile anni 70. Forcina chiede un tocco col braccio, ma la palla arriva lo stesso a Bertoldi, che è come al solito molto rapido, anche se forse va a chiudersi. Poi un tiro cross, continua a chiamare il fallo di mano Forcina, poi si spiega a gesti a distanza con l'arbitro, tutto regolare. Ferretti, Cervini, Cenicola, Bertoldi, Marco Giordano. La sua sapienza ora a servizio della difesa, ma Giordano si sgancia e poi va a pensare da Nolano, che lascia scorrere Cenicola. Chiamato il passaggio a Giordano, che se ne va stretto. Bravo Cervini a leggere in anticipo le intenzioni. La stessa cosa fa Nolano, che oggi si applica in interdizione come non mai, non fosse il fatto che è lui l'unico mediano di contrasto di un Cotton iperoffensivo. Lalli, Giordano non interviene, allora Ricci. Cervini lascia Lalli, è un gran tiratore, lo lascia partire il tiro dopo la deviazione in due tempi Santarelli. S'allaccia lo scarpino Nolano, rinvia Santarelli sempre su Forcina, Lalli stacca su di lui in anticipo e va da De Bernardo. Ora il possesso, come era stato nella fase centrale della ripresa, ce l'ha la Pisana calcio a 8, che imbecca Laurato, un po' in ombra in questo secondo tempo, s'accende però Laurato, attorniato da tanti uomini, gliela sfila il giocatore con la sua stessa maglia ma con altri colori, Bertoldi, che poi sbaglia. Cervini, Ammassari, viene incontro, ne porta due con sé. Ricci, si è sovrapposto Cesaro, che ora gioca largo e va rasoterra dove Zamperini rinvia, non bene. Laurato, rimane in proiezione offensiva la Pisana, Lalli deviato, Santarelli a terra, Zamperini a completare il disimpegno, rinviando alla grande sulla pressione però troppo docile della Pisana. Qui l'esperienza di Zamperini, ma anche un po' di leggerezza da parte di Ammassari. Ricci dalla gran distanza pensa al tiro, lo vuole far partire e poi pensa ad un assist, rinvio dal fondo. Si arrabbiano da fuori i sostenitori del Cotton, arrivano anche le indicazioni di Filonardi e di Pasquale in panchina, forse anche qualche altro avvicendamento nei rossi, un po' scollati in difesa ma sempre efficaci oggi in attacco. Cenicola,
in verticale dove Forcina scivola. Sì, attaccalo! Ricci, messo in difficoltà Attaccalo! forse De Bernardo, no. Un pallone che mai si dà così indietro ai portieri. Laurato. Buon controllo, poi si invola, ne salta due, il terzo è Zamperini però, che si staglia in anticipo. Arriva il fischio dell'arbitro che aveva dato il vantaggio, l'azione poi di Laurato si è infranta contro Zamperini, è fallo. Ma se, porco Dio! Non gli dare la palla! Stanno giocando, ci sono messo... Non glielo dare! Ma calma che... Ride Zamperini, gli dicono di tutto da fuori, artistico Giuseppucci. Lui era andato in anticipo, ma l'arbitro ha fischiato il fallo che precedentemente Laurato ha subito. Adesso il capitano si spiega anche con Marco Giordano, aveva lasciato lì il pallone che la Pisana poteva battere velocemente con l'unico centrale di ruolo del Cotton che era a centrocampo a parlottare con gli arbitri, non sicuramente una grande idea dal punto di vista tattico. Zamperini spesso viene rimbrottato scherzosamente da Conti proprio su questi piccoli fondamentali. Per il resto parliamo del difensore più forte di questo campionato. Due in barriera. C'è Lalli, specialista, uno dei tanti specialisti della Pisana calcio a 8 è Alessio Lalli che va corto però da Cervini che attende lì in zona, rientra Cervini, ha spazio per calciare Santarelli, un miracolo e poi non può nulla sul tap-in di Ricci, grande azione della Pisana, ancora da fermo, è 3-3, una partita infinita. Arbitro! Arbitro! Ma che punizione gli ha dato? Dopo 10 secondi, dopo che ha perso palla. Ci è arrivato un più calcio di rigore con una punizione dopo 3 azioni. Forcina rimette da centrocampo, 2 gol ciascuno nel primo tempo, un gol per uno nella ripresa, un punteggio che non sorride a nessuna delle due squadre che chiedono esclusivamente i 3 punti da questa gara per non perdere altro terreno. Dalla Golbet che con grande attenzione sta osservando da fuori l'evolversi del match, che sta per scollinare la metà della ripresa quando Nolano prova a liberare il destro alla Dinamite, poi decide di lasciare lì a Bertoldi, tra i più freschi e lucidi dei suoi, Rocco Giordano con l'esterno, Forcina stoppa, gamba tesa su di lui, calcio di punizione Cotton. Spalla di Forcina dice l'arbitro, mano dicono tutti quelli della Pisana, poi netto l'intervento a gamba tesa sul numero 9 del Cotton, calcio di punizione da distanza Nolano. La preoccupazione la leggiamo anche da questa distanza sul volto di Giuseppe De Bernardo, dovrà stare molto attento a piazzare la sua barriera, anche perché il Cotton, così come la Pisana, ne ha di tiratori, sia per la battuta diretta sia per una veloce prosecuzione dell'azione. Oh, sono 3 metri! Chiede il riconteggio dei passi Nolano, lo ottiene e guadagna altri 30 centimetri. Bertoldi la può toccare a Nolano, occhio anche a Giordano lì vicino. Nolano secco in mezzo alla barriera di Sale De Bernardo che non la vede partire, è il 4-3 immediato del Cotton Club. Nolano 13 sul cronometro del secondo tempo, qualche secondo che potrà tradirci per il fatto che non abbiamo stoppato tra primo e secondo tempo, con la Pisana che attacca ancora e il Cotton che è tornato in vantaggio. È un derby bellissimo, se lo stanno giocando al meglio delle loro possibilità, usando le armi che oggi sono nel loro repertorio. Pisana e Cotton, stiamo vedendo sia gol da fermo sia sugli sviluppi di calcio piazzato, sia con grandi azioni dove tante e tante volte Santarelli da un lato e De Bernardo dall'altro hanno fatto vedere perché insieme a Manolo Para sono i migliori portieri della Serie A della Lega Calcio a 8. Laurato, Cervini che non ha mai smesso di crederci, va dentro da Ricci che aveva segnato il gol del pari, Zamperini
sicuramente non elegante nell'anticipo, ma è estremamente efficace. Poi Ferretti fa proseguire l'intervento in scivolata di un Forcina che combatte contro tutti fino a commettere fallo. Salutiamo il direttore di gara Tomeo, che ritroveremo presto, speriamo, sui campi della Serie A della Lega Calcio 8, quantomeno come spettatore. Una gara del genere davvero non poteva perdersela, in rappresentanza della vecchia associazione, rimasta comunque affezionata a questo mondo in movimento, che saluta Cesaro. A giro Cesaro in porta, una grande idea che però non si abbassa. Su un campo di calcio a 11 staremmo parlando di una rete certa. Qui palla che varca l'incrocio dei pali alla sinistra di Santarelli. 10 al termine, un quarto d'ora è passato nel secondo tempo del derby del Ciriaci, il derby del lunedì di Halloween, dove il Cotton Club sta facendo per ora vedere le streghe alla Pisana Calcio 8, che naturalmente non demorde, attacca ora con Ammassari nello stretto, contrastato da due uomini, c'è Nicola, poi Ricci, la schiena di Zamperini su un tiro che si sarebbe infilato all'incrocio. Partita densissima di azioni e di pericoli da ambo i lati. Ora ci prova Laurato dal lato corto a prendere qualcosa, anche forse una punizione, poi torna da Ferretti, quindi gira a largo da Lalli, rischia un po', Ammassari infatti scivola. Allora il contropiede del Cotton, spinto da Forcina che non va giù sul primo contrasto. Bertoldi corre alla sovrapposizione di Forcina, che si sta dannando l'anima in campo dal primo minuto. E immaginiamo i suoi allenatori anche nel calcio 11 molto felici del gran lavoro di fondo che sta facendo. Qui il cambio di gioco è spettacolare da parte di Zamperini, al volo su Bertoldi, quindi c'è Nicola, sbaglia un filtrante per Bertoldi, che comunque ringrazia. Bertoldi che si è integrato alla grande con gli altri avanti del Cotton. Pisana che cambia interpreti, ma non motore della manovra, dove i tocchi corti fanno il paio con improvvisi cambi di gioco. Non sta riuscendo nel secondo tempo, come nel primo, quelli di Di Pasquale, ad imporre il loro tenore di manovra. Forcina qui respira in surplus, attende l'arrivo di un paio di uomini, si prende un fallo laterale, tutti gli applausi della panchina che ha anche chiamato time out. Una pausa per noi. Rocco Giordano batte il fallo laterale, non manca molto al termine di uno splendido derby del Ciriaci, quando Nolano carica un destro, è un esterno che sibila comunque lontano alla sinistra dei pali di un De Bernardo oggi sugli scudi, forse come non mai, direte, per la miseria. Ha comunque subito 4 reti, vedeste le parate, delle quali si è prodotto il guanto d'oro della Lega. Cervini sale, va dentro Cervini, Ricci, Santarelli, ancora una volta! Santarelli chiede in maniera disperata alla propria difesa di seguirlo. Ammassari, tutto solo in area, fa gridare alla rete la sua panchina, ma poi scaglia fuori dal circolo sportivo. Oh, ma sui calci d'angolo calciano dentro l'aria, ma ci sarà un problema, no? Ma facciamo attenzione! Non marca uomo il Cotton Club, che qui guadagna qualche secondo, con Santarelli che continua nell'opera non certo bonaria verso la sua difesa. Una catechesi difficile quella di Santarelli, difficile anche marcare Forcina dall'altra parte per quelli della Pisana. Qui è buona la sponda per Bertoldi, Cervini chiude ma offre corner. Rimane Alessio, rimane Marco, rimane Zamperini sale solo ora, attende il suo arrivo Giordano, la batte su di lui, Zamperini scaglia contro la traversa il suo sinistro, sarebbe stata la doppietta. E poi un fallo da quest'altra parte. Ma che ha fischiato? Avevamo visto arrivare 4-4 Zamperini, un sinistro al volo di rara potenza, trema ancora la traversa sopra un De Bernardo che stavolta sì, sarebbe stato totalmente incolpevole di fronte all'evolversi degli eventi. Capitano del Cotton che aveva colpito nel primo tempo su un pregevole assist di Rocco Giordano e stava per chiudere il derby, che invece rischia di riaprirsi ed essere pareggiato da quest'altro lato. Lalli e Ferretti. Lalli tocca a Ferretti. Tiro di Ferretti, alto sopra Santarelli. Che cazzo fischi? E
qua rompere il cazzo. Santarelli. Spalla di Forcina. Domina fisicamente la gara. Si prende anche questo calcio di punizione. È una partita di sacrificio tecnico, di applicazione fisica incredibile, quella che sta per terminare, quella di Mirko Forcina. Mancano 300 secondi al termine circa, vedremo poi il recupero che assegneranno i direttori di gara, in una gara che non ha incontrato moltissime interruzioni, anche se è stata molto spezzettata da una serie di calci di punizione in questo secondo tempo. I fratelli Giordano. Marco s'allarga e se ne va. Fabrizio Nolano vuole toccarla a Rocco. Rocco Giordano rasoterra, debole contro la barriera, la va poi a raccogliere il 10 del Cotton. Ben controllato da Laurato, è trattenuto Laurato, l'arbitro fischia. La prima trattenuta di Giordano. Forcina rialza a Massari, è andato a terra in un secondo momento, l'arbitro fa rettificare il punto di battuta del calcio di punizione. Pignoleria che fa arrabbiare di molto la panchina della Pisana, che spinge con Cervini da Lalli. Pressione di Bertoldi, applicazione perfetta dei dettami dalla panchina per Bertoldi, che sta anch'egli decidendo la gara col gol del 3-2. Qui Forcina si getta a terra, è stanchissimo, va a prendersi un giallo che non impoverisce, una prestazione straordinaria. Anche questo era stato chiesto dalla panchina in un Cotton Club che non aveva molti interditori, un lavoro per tre che Forcina ha eseguito come un gran soldato. Cervini scava dentro, Nolano è lì a far da schermo, allora Ricci da Lalli deve riscodellare sulla pressione di Nolano, si impaurisce, torna da De Bernardo, quindi Lalli. Cervini rasoterra, incontra Nolano che attendeva lì, quindi Bertoldi può anche decidere di guadagnare qualche secondo. Forcina qui se la perde, in debito d'ossigeno evidente Forcina, che ora brancola per il campo. Vuole chiudere anche qui la salita di Cervini, che va da Ferretti, bene per Massari, la sponda da Cesaro al volo, poi Nolano sporca un pallone importante, Matteo Laurato rientra, l'appoggia a Ferretti, può calciare, vuole liberare il sinistro, Ferretti lo scaglia, è una sentenza quella di Ferretti, il diagonale, la grande esultanza, il 4-4 della Pisana. Un minuto, poi solo recupero in un incredibile derby di Halloween. È 4-4 tra Pisana e Cotton Club, campioni d'Italia che vedono scivolar via 3 punti che forse sentivano già loro per la gran prestazione offerta nella ripresa, ma la Pisana non ha mai mollato, ha fatto vedere grandi cose, ha calciato tanto verso la porta di Santarelli, così come il Cotton ha fatto verso quella di De Bernardo, ma c'è ancora da giocare, almeno 40 secondi e poi recupero. Nolano la tocca a Forcina con le ultime energie, prova a difendere un pallone, torna Rocco Giordano, l'appoggia a Forcina, ha il sinistro che attraversa tutta l'area, è rimessa laterale. Ferretti rilancia, Zamperini stava per perdersi Cesaro, poi da dietro Laurato ad offrire al suo capitano e torna provvidenzialmente Marco Giordano. Calcio d'angolo per la Pisana, attendiamo la segnalazione del recupero da parte di uno dei 2 direttori di gara. Un minuto di recupero, 60 secondi da adesso, è corner Pisana, battuto corto, Cervini gioca fuori a Lalli, calcia contro le reti di protezione, Sabatini va a raccogliere velocemente quel pallone. Santarelli lo vuole giocare lunghissimo verso Forcina, colpo di testa di Ricci, si aiuta anche col braccio, sì, è calcio di punizione per il Cotton. Matteo, faccia piacere per culo da
chi è che sta arbitrando da fuori? Sono 3 metri! Zamperini confida qualcosa a Nolano. Batterà l'ultimo calcio di punizione del match. Ce ne sono 3 in barriera. Vuole di nuovo il riconteggio dei passi, anche forse per scaramanzia Nolano. Parte Nolano. Secco dove Ferretti si oppone. Arbitro col fischietto in bocca, sono 3 fischi, è 4-4 nel derby di Halloween qui al Ciriaci tra Pisana e Cotton Club. È stata una partita straordinaria, la ripresa all'ultimo la squadra di Di Pasquale dopo che il Cotton aveva giocato un gran secondo tempo.